in compagnia di Sergio Silva, allenatore del Follonica, la tua squadra che di fatto non trova la vittoria in trasferta dal 4 di novembre contro il Giovinazzo, mentre in casa di fatto è ancora imbattuta. Cosa succede al Follonica quando gioca in trasferta? Non gioca da Follonica e perde, come è successo, come hai detto te, questa è la seconda volta di fila, contro squadre che secondo me, con tutto il rispetto, non sono superiori alla nostra, ma se giochiamo così, con questa intensità o senza intensità, senza voglia, senza la grinta che mettiamo in altre partite o quasi tutte le partite in casa, può succedere che perdi queste partite. Poi abbiamo affrontato una squadra che stava facendo bene, che continua a fare bene, che non ha rubato niente, ha fatto la sua partita con molta voglia, molto carattere, molta intensità e si è visto, quindi complimenti a Montebello. Adesso dopo la pausa natalizia il Follonica affronterà il Lodi al Pala Castellotti. Cosa dovrà portare in più la tua squadra per cercare di strappare punti a una squadra che comunque ha sempre fatto bene? Ci penseremo dopo. Adesso è il momento anche di riflettere, di riposare. Comunque i ragazzi hanno speso tanto anche in questi 4 mesi. E poi la prossima settimana dopo la pausa cominceremo a pensare all'Ode. Sicuramente vogliamo ripartire da tante cose buone che abbiamo fatto in passato, di cambiare questa rotta, perché se noi siamo questi possiamo perdere ovunque. Se noi siamo quelli della settimana scorsa in casa contro i Vercelli e tutte le partite in casa e qualcuna fuori, noi possiamo anche battere chiunque anche nelle loro piste. È questo che cercheremo di fare. Adesso, ripeto, analizzeremo con calma queste due sconfitte e perché sono successe, riposeremo e torneremo, spero, con una testa già in un altro modo da poter affrontare quelle che manca, perché manca ancora tanto campionato, manca tutto quello che noi vogliamo arrivare in fondo, quindi abbiamo tutte le possibilità di farlo. Grazie mille.